Con Paolo Bologna, promotore di una interessantissima iniziativa in Sala Eracle sabato 11, organizzata dalla tua associazione, che adesso ce ne Barosa. parlerai, e di cosa si tratterà in questa riunione importantissima. Buongiorno Leandro, grazie per la tua disponibilità, sempre sensibile alle molteplici esigenze del sociale. Io appartengo ad Alba Rosa, un'associazione culturale nata nel 2018 e prettamente lavora sulla cultura dell'ambiente, della salute. Siamo partiti nel 2018, poi dopo la serie del virus ci ha fermato, siamo ripartiti adesso e tra le varie esperienze, una diretta personale all'interno della mia famiglia, abbiamo valutato di creare un'iniziativa da portare a conoscenza di più persone nell'ambito della sanità il tema della neurologia, nella specificità della sclerosi multipla. Abbiamo l'opportunità con questo evento di avere un relatore a livello internazionale, il professor Massimiliano Calabrese, il quale dirige da anni il gruppo di neurologia dell'ospedale Borgo Roma di Verona. Giustamente hai detto, ho chiamato uno dei luminari, c'è anche uno psicoterapeuta importante che parteciperà, tra l'altro sei riuscito a coinvolgere anche le istituzioni, tanti amministratori, assessori regionali e non solo. Però voglio parlare di Alba Rosa. Alba Rosa è una tua creatura, praticamente tu sei responsabile per il Basso Polesine, è un'associazione che tratta varie cose, non solo mediche. I soci sono di tantissime persone, e chi imprenditori, il mondo imprenditoriale, il mondo del volontariato, il mondo dei pensionati, il mondo degli amministratori pubblici, il mondo nell'ambito economico di vario livello, e però ognuno può portare, se ha un'idea la portiamo in discussione, dopodiché il gruppo si attiva per realizzare l'iniziativa, e così uno può iscriversi tranquillamente. Il primo presidente fondato è stato il professor Giuliano Visentin, noto scrittore, docente e anche consulente negli anni scorsi a livello istituzionale e a livello nazionale. Adesso abbiamo fatto il rinnovo del direttivo, il dottor Renzo Smolari, il nostro coordinatore generale, il dottor Pierpaolo Barison, e abbiamo adesso, nell'ultimo convegno che abbiamo fatto, nell'ultimo direttivo, abbiamo deciso di fare questa iniziativa. E quindi, se mi volessi iscrivere, c'è un numero di telefono, qualcosa da... Di solito si fa riferimento, dipende dal territorio, nell'ambito del Polesine si fa riferimento al sottoscritto oppure a Pozzato Susanna, l'altra che signora. Tua moglie, quindi Esatto, ricordiamo. l'altra signora. Volevo inoltre aggiungere che con Alba Rosa, per creare questo evento, abbiamo aperto una collaborazione con l'associazione Insieme per la sclerosi multipla, che è un'associazione fatta di volontari tutti che vivono il contesto della malattia. Quella è una cosa da mettere in evidenza, quali si stanno adoperando in tante province, paesi del Veneto, eccetera, eccetera, con l'amministrazione comunale della città di Portoviro e con il Dipartimento di Neurologia dell'ospedale Borgo Roma dell'Università di Verona. E oggi come oggi ho visto nelle ultime indagini 144.000 persone in Italia vivono questo percorso, questo calvario. E praticamente dopo la cosa più grave è che con gli ultimi sistemi di indagine molto analitici e specifici si è visto che la malattia coinvolge anche le fasce giovani. È importante che più persone vengono a conoscenza, perché questa equipe ci permette di conoscere i segnali premonitori per poter diagnosticare in tempo un potenziale coinvolgimento di questa malattia, perché con le cure esistenti si ottengono ottimi risultati di guarigione. Volevo anche aggiungere, da non trascurare, che tra i relatori, tra le persone, abbiamo coinvolto il senatore questore della Repubblica Italiana, il dottor Antonio De Poli, personaggio sempre sensibile a queste iniziative. E abbiamo il piacere anche di avere il nuovo assessore alla sanità della Regione Veneto, l'illustre cardiochirurgo, il professor Gino Gerosa, cardiochirurgo a livello mondiale. Abbiamo la presenza dell'assessore alla cultura, la dottoressa Valeria Mantovan, e la presenza del padrone di casa, il sindaco, il signor Mario Mantovan.
Grazie Paolo, lo ricordiamo, sabato 11 alle ore 16, tra l'altro verrà registrato, quindi poi sarà disponibile sulle piattaforme, su YouTube in particolare, per vederlo on demand quando si vuole. Grazie Paolo. Grazie per l'accoglienza.